This community has embraced me, and I've embraced this community in a way that I never could have imagined. And in questi 3 anni sono stato accolto da questa comunità, il mio cuore è cambiato, mi sono sentito abbracciato in un modo che mai mi sarei aspettato. Nelle mie vene, nel mio sangue mi sento veneziano. Le prime parole del presidente del Venezia Football Club, una manciata di minuti dopo l'avvenuto protocollo del progetto che darà un nuovo stadio alla città, sono di profonda gratitudine e di elogio al sindaco Luigi Brugnaro. Costruire il nuovo stadio dopo decenni di attesa vuole dire fare la storia. We make history every day. Tutti noi abbiamo bisogno della storia, di far andare avanti la storia. Questa squadra, in effetti, se ci pensate, ha fatto enormi passi avanti nelle ultime 2 stagioni, molto di più di quanto non avesse fatto in tanti anni nel passato. E il nuovo stadio fa parte proprio della storia della nuova squadra. Questo di oggi è un giorno epocale, è un giorno nel quale abbiamo capito che cosa serve fare, dove sarà fatto, come sarà fatto, entro quali tempi. Per la realizzazione della nuova casa del Venezia e dei suoi tifosi si stimano costi pari a 185 milioni di euro resi disponibili dai privati. Ancora una volta, ha spiegato il sindaco Brugnaro, presentiamo la concretezza grazie alla declinazione del concetto di sussidiarietà. In quasi 3 anni di lavoro sono state analizzate le fasi operative, tecniche e architettoniche dell'opera che nascerà nell'area del quadrante di Tessera, a 20 minuti di macchina da Venezia, vicina all'aeroporto e all'autostrada, servita dalla futura stazione ferroviaria. Uno stadio da 18.000 posti espandibili a 25.000, con un hotel a 4 stelle, parcheggi e un retail park con attività commerciali e un museo per raccogliere le testimonianze dell'archivio che racconta i 110 anni di storia del Venezia Football Club. L'iter prevede passaggi burocratici in comune e regione, a settembre 2019 la pubblicazione della gara a evidenza pubblica e l'anno successivo la presentazione del progetto esecutivo. Primo mattone a gennaio 2021, inaugurazione ad agosto 2023 e a meno che durante gli scavi non si trovi la camera da letto di Giulio Cesare, scherza Tacopina. I tempi saranno rispettati perché... That's my only real fear. My fear is not Italian bureaucracy. Non sono preoccupato per quanto riguarda la burocrazia italiana, perché qui ci troviamo in Veneto e mi sono reso conto che le cose in Veneto vanno un po' diversamente rispetto ad altrove. Inoltre il sindaco Brugnaro è un leader spettacolare, è un imprenditore, sa come vanno fatte le cose. The importance of this project not only for Venezia Football Club, but for this community.